noi dovremmo essere in grado di collegarci da Cape Canaveral o da Cape Caola. Ok. Rolando Rotolone, buonasera Rolando. Vago bene per la foto così te. Va bene, va benissimo. Metto un rullino da 24 o da 36. Oh, buonasera. Sì, sei in diretta, sei in diretta. Buonasera. Sì. Allora l'Italia ha firmato con l'America. Sì. Però siamo noi altri del Veneto che volevamo andare sullo spazio. Voi del Veneto, Perché se vieni dall'autonomia, abbiamo torso sulla luna. Chi ha capito? Cavacca. Perché andremo a piantare tutti i prodotti autoctoni del Veneto. Ah, addirittura? Certo. Cioè sulla luna. Sulla luna andate... capito. Sì, però Chi ha capito? Sì, ho capito. Sì, ho capito. Ma tipo cosa avete tipo pensato cosa? di portare? I mega dalla lista. Sì? Perseghi. I perseghi? L'asparago bianco del Sile, l'asparago della Mambrotta, però. la barbabietola rossa da Chioggia, i bisi dell'Umignan, e il broccolo fiolaro del Gaiasso, buono per anche. Buono, la versamoretta del Veronella Sono e il d'accordo. cavolo cappuccio del Vingo di Cadori. Vedi, Ho anche mai quello, mangiato, ha già la collina in bocca, Ah, sì? la patata de bolca, Beh, ci sta anche quella, sì. Certo, le beh. pere della Cesira. No, scusi, questa... È già patrimonio umanitario. La Catalogna gigante de Chioggia, le ciliegie durone de Cazzano, a cipolla rossa de Bassano. Sì? Non ti puoi fare a meno nella pizza di mettere la cipolla rossa de Bassano. No, certo, Grauti no, e verse de Bregonse e il cren. Perché, beh, quello... Porto sul mecan, che piace il cren e o ciabà can cren, per esempio. Porto su un caiù. Nome che è tutto un programma. Ride da solo, fa le battute. Ci sono I anche... fasioi balini de Feltri, per esempio. Feltre, certo, non salutiamo possono gli amici. mancare. Fagiolo gnocco borlotto, farina e polenta di mais punzo. Ti vai a sta. No, quella no. I marroni della Varroina, la nettarina, Nettarina, buona. la patata americana di Anguillara e Stropari. Il Bin, nostro fedelissimo, ci chiede se può portare la renga de Parona, come va sulla nave spaziale? Insomma. E ora c'è Sì. un problema perché ti sa che Arenga a spuzza. Appunto, no, quello... E però si può dare perché la navicella spaziale mi tacca aspetto go l'Arber Magic. L'Arber Magic alle verse, quindi potevo portare. Dentro l'astronave. Sì, certo. Il Verza Magica. E il pisello verdone nano de Colognola. Ma io volevo sapere, scusi se E il riso grumolo de Abadenese. non ce la facciamo, non ce la Oh facciamo. no, è il riso grumolo. Brumolo. Certo, mestre chiama giusto, risponde giusto, che vaca. Devono fare addestramento, cioè non è che ci va. Quello io volevo certo, domandarvi, sì. ma come ti stai preparando? Sollecitazioni gravitazionali non sì. indifferenti? Ai giostre praticamente, che c'è il parco giochi, tireremo su i buttetti dalle giostre e a sopare che dicevo ti urta, proveremo anche sulle caffettasse del Gardala. No, dai, e io che pensavo chissà Se cosa. te resisti al caffettasse del Garda senza buttare su, cioè, ti può andare su a una, te senti fare così, te si stacca il coglio. Corrado da San Bonifacio ti dice, beh è vero, e la Pearà, scusa. Però il problema è che noi dovevamo andare su a piantare a roba, no, no a giusto. cucinare. Ah, ok. Dopo porteremo su il fuoco, i fulminanti, i svedesi, ma prima che andare a piantare. Chiedono anche, e da Bevara e niente Piero da Vicenza, che salutiamo, vedi che ci ascoltano anche proprio... Certamente da bevere, ecco Sì. qua, non ti vedi che abbiamo le bottiglie qua del prosecco già in fresca? Ah, vedi? Ecco lì. Non Le le avevo abbiamo viste adesso, non le avevamo viste. pensavo- No, quello già è particolare da non sottovalutare. E come si gestisce un'eventuale fuga di gas? La dice Damiano. La già interna te sarà cerniera. Ok, va bene, va bene. Grazie Rolando, Grazie. Ciao, Grazie. arriva il Veneto! E il Veneto sopravvive dappertutto. Ti ha capito? Sì, però Ti ha se- capito? Sì, ho capito. Sì, ho capito.